Whatever you want, whatever you like. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 23 marzo dell'anno del Signore 1973. Perché il 73? E tra poco ve lo spiego, perché qua pullulano le buone notizie, come no, proprio a minchia china, direbbe Fiorello, che salutiamo. Cominciamo la nostra trasmissione alle 7:33 minuti e 50 secondi. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Perché ci sono io? Perché lo sto sostituendo, Sava Sandirro. Oggi facciamo la Dannatona, la maratona Danna, 42 km e 195 metri di radio, perché staremo insieme fino alle 9:30 con la rassegna stampa. Dopo ci sarà la replica della diretta fatta ieri da Radio Libertà dei funerali di Umberto Bossi e poi dopo ancora dalle 14:50 cominceremo lo speciale insieme a Giulio Cainarca dedicato ai risultati del referendum. Sapete che le urne sono ancora aperte, chiuderanno alle 15. A seguire dalle 18 alle 20 Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 1159. Simone, grazie, buona settimana, buon lavoro anche a te e cominciamo la nostra trasmissione innanzitutto con gli ultimi aggiornamenti a proposito della guerra. Durante la notte, anzi per la precisione quando erano le 4 del mattino in Italia, l'alba, Teheran è stata nuovamente squassata da un potente bombardamento israelo-americano. Batte ora la BBC che Donald Trump ha avuto una telefonata con Sir Keir Starmer, l'ineffabile primo ministro britannico, che ha completamente riempito di insulti in questi 23 giorni di guerra, anzi 24, e in particolare nel corso di questa telefonata durata 20 minuti sembra che sia stata costruttiva e un portavoce di Downing Street dice che i due hanno discusso la situazione nel Medio Oriente, in particolare il bisogno di riaprire lo stretto di Hormuz per riprendere il commercio globale. Tra l'altro i due si sono detti d'accordo sul fatto che la riapertura dello stretto di Hormuz è essenziale per garantire stabilità nel mercato globale dell'energia e si sono salutati dicendo che si parleranno di nuovo. Da qua a mandare le portaerei però mi pare che ancora ce ne corra e Donald potrebbe riprendere a insultarlo, già che ci siamo. Perché vi parlavo del 1973? Perché poi lo vedremo sui giornali. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia ha detto sostanzialmente: guardate che questa volta si sta innescando uno shock petrolifero che sarà molto più potente di quello del 1973. Per chi l'ha visto e per chi non c'era, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori più giovani. Nell'ottobre del 73 l'Egitto attaccò Israele a sorpresa con la guerra dello Yom Kippur. Israele reagì, l'America diede tutto il suo contributo, Israele fece un mazzo tanto agli egiziani al punto che l'ultimo giorno di guerra, quando Kissinger li ha fermati, erano a 96 chilometri dal Cairo, tanto per chiarirci, e però Sadat decise di chiudere lo stretto di Hormuz, il canale di Suez, mentre nel frattempo l'OPEC scopriva che con un barile di petrolio si poteva fare una guerra politica. E così improvvisamente la benzina, che fino ad allora era costata 4 soldi, rincarò di 5, 6, 7 volte in più. Generò inflazione, generò tutta una serie di problemi di crisi, di crescita economica, soprattutto in Italia generò dei ridicoli provvedimenti annunciati dall'allora premier Mariano Rumor, pace all'anima sua, il quale andò in televisione e tirò fuori delle ideone per risparmiare benzina, tipo la domenica prima blocco totale del traffico, poi targhe alternate, prima le dispari una domenica, poi le pari, lo zero, che è elemento neutro in matematica, venne considerato pari.
La televisione che chiudeva le trasmissioni prima di mezzanotte perché si evince che la televisione funziona col petrolio. I ristoranti e i cinema che dovevano chiudere entro le 22:30, la riduzione dell'illuminazione pubblica del 30% e poi il varo di un piano per la costruzione di centrali nucleari che negli anni '80 ci avrebbero dovuto rendere indipendenti sotto il profilo energetico. Sappiamo tutti com'è andata, soprattutto a giugno del '74, quando queste misure della cosiddetta austerity vennero tolte, l'ACI dimostrò che non erano servite a una beneamata favola, ok? Ecco, sappiate che stiamo per ripiombare nella stessa idiozia del 1973, forse anche di più. E avremo i profeti di sventura che diranno che l'automobile è finita e tutti quei discorsi là. Nel frattempo, però, i cinesi, dice Iran International, stanno approfittando del fatto che gli americani hanno tolto il ban, il divieto, l'embargo al petrolio iraniano e stanno cercando in tutti i modi di comprarsi e di accaparrarsi le petroliere già cariche di greggio da far dirottare verso la Cina. Questo perché la Cina, pensate, solo nel 2025 si è accaparrata qualcosa come il 90% del greggio che viene prodotto ogni anno in Iran, perché l'Iran è la sua pompa di petrolio. Tra non molto non lo sarà più, auspice Donald Trump. Ultima cosa che vi dico a proposito della guerra, siamo alle minacce reciproche, perché sapete che Trump ha detto che lui è pronto a colpire gli impianti elettrici, le centrali elettriche e la rete distributiva della corrente elettrica in tutto l'Iran. L'Iran ha risposto: se voi lo fate, noi colpiremo le reti elettriche di tutti i paesi del Golfo, il che significa lasciarli senza i desalinizzatori, per esempio, perché attualmente tutti i paesi del Golfo non hanno i pozzi con l'acqua, devono desalinizzare l'acqua e quindi immaginate che casino che viene fuori anche sotto il profilo umanitario. In particolare ieri notte è circolata la voce che Trump avrebbe comunicato agli alleati che si preparerebbe a attaccare e conquistare Kharg Island, l'isola di Kharg, che è l'isola da cui, come si dice, gli iraniani esportano il 90% del greggio prodotto nel loro paese e significherebbe praticamente strozzare il regime che non avrebbe più la possibilità di vendere petrolio a nessuno. Quindi a quel punto resterebbero poveri e pazzi. Un'ultima cosa, questo è il comandante del CENTCOM, il comando militare americano nell'area del Golfo, l'ammiraglio Brad Cooper, il quale ha parlato con Iran International e ha detto che sostanzialmente l'Iran sta aumentando i colpi contro i civili in tutto il Golfo perché è disperato dal momento che le sue capacità militari si sono deteriorate enormemente nel corso della terza settimana di guerra. E in particolare all'inizio del conflitto, ha detto l'ammiraglio, avete visto grandi quantità di droni e missili. Non le vedete più. Di solito tirano uno o due di questi alla volta. E in particolare dice che gli iraniani avevano immaginato di sostenere un conflitto prolungato e negano che le loro capacità militari si stiano appannando. Hanno anche cercato di colpire Dimona, dove c'è la centrale atomica israeliana e qualcuno dice anche le bombe atomiche israeliane. Sapete che Israele ha sempre tenuto questa deliberata ambiguità in tema di bombe atomiche e nel frattempo però l'ammiraglio dice Hormuz è fisicamente aperto, non ci sono le mine che dicevano gli iraniani di aver deposto sul fondo del passaggio, anche perché in quel punto è profondo appena 10 metri. Non ci sono le mine, non ci sono i barchini, però il vero problema è che se passa una petroliera, quelli gli tirano un missile dall'interno. Per cui gli americani stanno ripulendo tutti i bunker che si trovano sulla costa e stanno cercando il più possibile di distruggere i lanciatori che sono nell'interno. Con questo noi vi abbiamo aggiornato su quello che è successo stanotte nel corso del conflitto. Adesso però passiamo alle prime pagine dei quotidiani. Eccole qua, ça va sans dire, quali sono i temi oggi affrontati dai giornali. Adesso passiamo all'Italia. Il referendum, la guerra ovviamente, le elezioni comunali in Francia,
con una fortissima avanzata del partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, gli anarchici che sono saltati in aria mentre costruivano una bomba, e poi naturalmente i funerali di Bossi, funerali sui quali una certa stampa, come posso dire, ha occhieggiato con un certo compiacimento, perché siccome sapete che qualcuno ha gridato a Salvini levati la camicia verde, e allora questo sarebbe un'enorme notte dei lunghi coltelli in atto, eccetera, eccetera, eccetera. C'è sempre qualcuno che va ai funerali. Lina Sotis ha detto una cosa molto interessante, che i funerali sotto il profilo del bon ton sono molto facili, basta stare zitti e seguire la cerimonia, non devi fare altro. Invece, come vedete, c'è chi ci va e va per bagnarci il pane. Cominciamo con il Corriere della Sera, mitico Corrierone, eccolo qui, referendum, affluenza record, alle 23 ha votato il 46%, oltre 6 punti in più rispetto al 2020, spinta del centro-nord, la giustizia, la scelta tra sì e no alla riforma della magistratura, le urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15, se non siete andati a votare, andate a votare. Ancora, nel Golfo, l'ultimatum USA scade questa notte, gli Ayatollah sfidano Trump sull'energia, blocco totale di Hormuz. Parla il leader iracheno, noi amici di Iran e Stati Uniti, fateci mediare. Fotonotizia centropagina, Pontida, l'ultimo saluto, i fischi a Salvini, gli applausi alla Premier, lacrime, cori, contestazioni, la folla dei militanti per Bossi. Il Fatto Quotidiano la mette giù tragica a favore del no, eccolo qua, guardate che titolo sobrio, la Costituzione è appesa a un filo, signori, è il fascismo, state attenti. Fascisti, fascisti. Sondaggi smentiti, l'affluenza record stravolge tutte le previsioni, traino del centro-nord, sud giù, propaganda di Fratelli d'Italia in molti seggi. Nordi e compagni hanno già pronto una raffica di leggi vergogna, il piano vendetta del governo se vincerà il sì, clava sui PM, via il Trojan, impunità ai politici, referendum, boom di votanti, ultime ore per salvarla, pensate, per salvare la Costituzione. La Costituzione che, come vi abbiamo letto anche con i lavori dell'Assemblea Costituente, prevede serenamente la possibilità di essere modificata, ma come vedete per il Fatto Quotidiano questo è possibile farlo soltanto evidentemente se sono di sinistra. Il popolo di Pontida, funerali di Bossi, Salvini trattato come traditore, fischi alla Santa, pagina 5. Il Giornale, gran titolo di Cerno e Soci, si può fare, questa è una citazione evidentemente berlusconiana, si può fare, eccolo qua, affluenza boom, i votanti a sorpresa oltre il 45%, risultato appeso alle grandi città del nord, dati più bassi al sud. Centropagina fotonotizie, lo vedete, il feretro di Bossi sul sagrato dell'abbazia di Pontida, i funerali, camicie verdi e nostalgia, l'ultimo saluto al Senatur, il segretario leghista, Salvini, occhi lucidi e segnali d'unità, fermati fischi e cori antitricolore. Dal Pratone all'abbazia, viaggio nei luoghi sacri di Umberto, la sua storia vivrà con noi. Daniel mi manda una fotografia. Buongiorno Antonino, ieri uno dei momenti più emozionanti è stato il passaggio del suono delle cornamuse al silenzio per omaggiare il nostro caro Umberto. Vi saluto con questa foto, questa è una foto di Pontida. Un abbraccio a tutta la radio, un abbraccio anche a te. Noi manderemo la replica della trasmissione che abbiamo tenuto ieri per le esequie di Umberto Bossi alla fine della rassegna stampa e dopo il liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Medio Oriente, trasporto aereo, voli cancellati, nuove rotte, rischio rincari, le armi di Teheran, il super arsenale degli Ayatollah, grazie a Obama, la lucida analisi di Edward Luttwak, i ballottaggi in Francia, Macron spazzato via, Parigi resta ai socialisti, Le Pen esulta al sud. Il Tempo, coraggio Italia, eccolo qui, in coda per conquistare più libertà, speriamo tra urne e Iran non vinca l'odio di sé. Telecomunicazioni, le poste lanciano l'offerta per prendere TIM sul piatto 10 miliardi e 8. Attacca allo Stato, guerra armata alla macchina del potere, la lezione al carcere di Cospito ai compagni, i comunisti in aula, i carca alleati dei 5 Stelle chiamano alla lotta, attaccano il Tempo.
L'intervista al sottosegretario Nicola Molteni, l'ultimo saluto della Lega Bossi, restano i suoi ideali chiari, dice Molteni. Ieri poi è morto anche Ministro, uno degli uomini più fidati di Giulio Andreotti, intervista a Gianfranco Rotondi, Pomicino, l'unico democristiano che danzò nella seconda Repubblica. Piana del Sole, esplode una bombola, crolla una palazzina, danni 2 anziani feriti gravemente. Infine Iran, il regime sempre più fragile, la strategia USA stop al petrolio, ne scrive la bravissima Francesca Musacchio, nostra gradita ospite più volte a Zoom. La Repubblica, Mattea Fo, scusate, un momento personale. Mattea Fo, mio nonno Dario Fo merita più di una targa. Beh, devo dire la verità che tutte le volte in cui l'ho imitato facendo la resurrezione di Lazzaro mi ha tirato fuori dai guai, quindi merita più di una targa di sicuro. Bravo Dario Fo. Bravo Jesus, ladro! Titolo di Repubblica, referendum, sorpresa affluenza, alta partecipazione alla consultazione sulla riforma della giustizia, nel primo giorno ha votato il 46% degli elettori, più 7 rispetto al 2020, molte regioni sopra il 50%, grande divario nord-sud, schieramenti e sondaggisti spiazzati, urne aperte oggi dalle 7 alle 15. Ecco, per favore, andate a votare, soprattutto non state a sentire quelli che, ma i sondaggi segreti dicono che, ma tanto vince il no a prescindere. Ecco, tutte cazzate, perché vi vorrei ricordare che molto spesso certe informazioni vengono date giusto per turbare l'opinione pubblica. Vi vorrei ricordare che secondo alcuni avrebbe vinto Kamala Harris. Difatti ieri sera di nuovo Kamala Harris era in testa su Donald Trump. Poi sappiamo tutti com'è che è andata a finire. Di spalla, USA-Iran su Hormuz, scambio di minacce, Israele sotto attacco. Funerali a Pontida, lacrime e cori anti-Salvini, la Padania dice addio a Bossi, Poste lancia un'OPA totale su Tim, lo Stato azionista di maggioranza, il socialista Gregoire, il sindaco di Parigi, fedeli alla storia. Auguri, ne avete proprio bisogno. La Stampa, referendum, affluenza boom, 46%, riforma della giustizia, il Nord traina la partecipazione alle urne, scontri e veleni ai seggi. Iran e Stati Uniti, ora si tratta in segreto, Teheran respinge l'ultimatum USA, se attaccano le centrali sarà distruzione totale, ma Donald si prepara ai negoziati. Fotonotizia centropagina, l'eredità di Bossi, scrive Giulia Ricci, ai funerali del senatore fischi per Salvini in camicia verde, e poi Moscatelli con un retroscena, poi lo vedremo, quel patto tra i big per salvare il Carroccio. Lo sci, la bravissima Sofia Goggia, Goggia la coppa e il pianto, temevo di non farcela. Avevo paura di non farcela, una Sofia Goggia che non ti aspetti, quella che ha vinto l'ultimo super gigante della stagione, gara che le consegna anche la coppetta, la prima in questa specialità, che unisce le curve da gigante alle capacità di scendere spediti. Posso dirlo? Augurate alle vostre figlie di essere come Sofia Goggia, è una giovane donna con una forza di volontà immane che io veramente stimo e ammiro non poco. Riuscire a riprendersi da un grave infortunio, ripartire più forte di prima, tornare a vincere, soprattutto senza montarsi mai la testa, vivendo in maniera molto semplice il fatto di essere una grande campionessa. Forza di volontà, semplicità, pulizia morale. Siate come Sofia Goggia, ragazze. La Verità, eccoci qui, urne aperte fino alle 15, l'affluenza è da record, 50 magistrati per il sì, ora possiamo dirlo noi. Sono esperti di giustizia, quasi tutti fuori dalle correnti, hanno spiegato sulla Verità che la legge Nordio darà più autonomia, loro sono usciti allo scoperto, c'è ancora mezza giornata per ascoltarli. Cartolina del Mastro, cerchiamo manine e cervellini, flop Cartabia, riforma dovuta, non abbiamo saputo sanare il sistema da soli, lo dice Tito Ettore Preglioni, ex giudice della Corte d'Appello di Milano. Fotonotizia centropagina. Non è vita senza libertà, la politica si ferma per ringraziare Bossi. Se ci fate caso, la mia libertà equivale alla mia vita, è quello che diceva un altro avversario di Umberto Bossi, Bettino Craxi. Però erano due menti, due personaggi con una conoscenza della politica e capacità di intuire la politica che credo sia appartenuta davvero a pochi nella storia politica di questo paese.
Da mercoledì il libro chiave per capire la remigrazione, pubblichiamo la prefazione al volume di Martin Sellner in allegato da dopodomani con Verità e Panorama, il libro appunto su remigrazione. L'Opas annunciata ieri sera, posta in campo con 11 miliardi per prendersi il 100% di team. E poi Fareal Sabahi, uno zoccolo duro del popolo, sta coi Pasdaran, l'ambasciatore Massolo, Washington ha perso la leva dell'escalation. Si parla ovviamente di guerra. Libero, referendum ultime ore, oggi o mai più, affluenza in forte aumento, alle 23 già al 46%, si vota fino alle 15, per i bookmaker crescono le possibilità del sì, ma gli analisti sono cauti, il fronte del no inizia già a gridare ai brogli, ci vogliono fregare, fotonotizie a centropagina, i funerali del fondatore del Carroccio, l'abbraccio di Pontida al suo Umberto, Bossi la Lega, i nuovi nemici del Nord, aggredito una troupe Rai che filmava gli stabili occupati, tutti gli amici di sinistra degli anarchici, da Ascatasuna a Zero Calcare, ecco chi difende Cospito e poi va in piazza con PD e 5 Stelle, Opas totalitaria, la mossa di Poste per prendere la team, le 7, 54 minuti, 15 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa supplente del buon Semmi, lo ritroverete domani ovviamente, Sava Sandir. Diamo un'occhiata veloce anche ai quotidiani locali. Brescia oggi, referendum, affluenza record, ha votato un bresciano su 2. Ancora questo no, il Corriere l'abbiamo già visto, vediamo, Corriere della Sera, Dorso di Milano, sono 800 i bambini milanesi in affido, i numeri dei servizi sociali sui minorenni, oltre la metà sono allontanati da entrambi i genitori, domani 100 anni dalla nascita di Dario Fo. Ma che aspettate a batterci le mani? Corriere Torino, referendum, la prima giornata scalda i torinesi, metà al voto, oggi seggi aperti fino alle 15. Andiamo avanti, Corriere di Bologna Sport, psicosi dall'ara, un'altra sconfitta in casa per il Bologna, sono 8 KO nelle ultime 10 in A, Orsolini sbaglia un rigore, la Lazio vince 0-2 con Taylor, sale all'8° posto. Corriere Fiorentino Sport, più di un pareggio, gol lampo dell'Inter, poi la reazione della Fiorentina che soffre ma porta a casa il pari, un altro passo avanti in chiave salvezza e andiamo oltre, sempre con i quotidiani locali, d'altronde il lunedì c'è sempre un po' di sport e in particolare Corriere Romagna il lunedì, referendum attrazione elettorale, il voto sulla giustizia riporta i romagnoli alle urne, in tutti i comuni alle 19 di ieri affluenze record rispetto ai precedenti, i seggi saranno aperti anche oggi dalle 7 alle 15. La Gazzetta di Modena in auto contro un albero, perde la vita a 35 anni, un abbraccio forte. Giornale di Brescia, referendum, affluenza record alle 23, la partecipazione in Italia al 46%, nel bresciano il 52,2% sopra la media della Lombardia, si vota fino alle 15. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Zelo, il dramma di Francesca Vecchini, muore poche ore dopo il ricovero. Il Giornale Milano, un abbraccio anche a lei. Oggi si vota dalle 7 alle 15, referendum affluenza record, alle urne già il 53,8% dei milanesi. Il Piccolo, la gente di Bossi fischia Salvini, a Pontida l'addio al fondatore della Lega Nord, contestato il segretario, togli quella camicia verde. Secolo XIX, l'affluenza corre, il referendum in bilico diventa un test politico. La Gazzetta del Mezzogiorno e lunedì, corsa alle urne, referendum affluenza record, ma non in Puglia. Ultimo saluto a Bossi, a Pontida Cori contro il tricolore. La Nuova di Venezia e Mestre, la giustizia sveglia il voto, affluenza record nella prima giornata di referendum, Veneto al 55%, 17 punti sopra le regionali. La Prealpina, Bossi, il funerale a Pontida si trasforma in festa laica di addio, con tanti significati. La provincia di Como, una manita da Champions, il Como stacca la Juve, 5 gol con altrettanti marcatori contro il Pisa, basket, Cantù, KO. Ieri la Vibonese ha pareggiato col Messina, che è annata brutta quest'anno. La provincia, quotidiano di Cremona, morto il 50enne travolto, non ce l'ha fatta il pedone investito venerdì a Porta Romana, disposta l'autopsia, l'automobilista 76enne coinvolto nell'incidente, indagato per omicidio stradale. La provincia di Lecco, privati, fondi, volantinaggi, il Bione infiamma il voto. La provincia di Sondrio, sangue, buoni dati e carenze, nei centri solo tre medici.
Don Malgesini beato, i passi da compiere. La Repubblica Bologna, l'Emilia traina l'affluenza, Bologna vola oltre il 50%. Chiudiamo con la Sicilia, eccola qua, referendum, affluenza boom al 46%. Oggi il verdetto finale sulla giustizia, alle 7:58 minuti 15 secondi. Andiamo a vedere allora che cosa succede adesso dentro la Lega dopo i funerali di Umberto Bossi. Ieri la giornata dell'addio, lo sapete, ma in particolare è tempo di ragionare su che cosa viene dopo. Sapete tutti che in particolare viene attribuita a Umberto Bossi questa richiesta di tenere unito il partito e vedete che il tempo, la Lega saluta il Senatur, bagno di folla a Pontida, Salvini, buon viaggio Umberto, al funerale la Premier Meloni, i presidenti delle Camere, all'esterno dell'abbazia di San Giacomo, bandiere col sole delle Alpi, Leone di San Marco. L'intervista al sottosegretario Molteni, il deputato della Lega, Bossi è stato l'inizio di tutti, siamo entrati giovanissimi attratti da un sogno, era un leader, una leggenda. E cosa dice Molteni, che è deputato della Lega nonché sottosegretario all'interno? Poi alle 9 sapete che avremo con noi il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, lo chiederemo anche a lui. Dice cosa ha provato? Emozione e commozione sicuramente, ma anche dolore e profonda gratitudine. Emozione e commozione perché Bossi è stato l'origine di tutto, ha creato, fondato, plasmato, difeso la Lega, rendendola una comunità politica vera. Il dolore è quello umano, forte, per la scomparsa di un punto di riferimento. La gratitudine invece nasce dall'ascito che ci ha consegnato, una famiglia politica con ideali solidi e obiettivi chiari. Cosa rappresentava per voi che siete cresciuti politicamente nella Lega? Per tanti di noi, oggi cinquantenni che militano in Lega da 35, Bossi è stato l'inizio di tutto. Siamo entrati giovanissimi, attratti da un sogno e una visione. Io stesso da ragazzo rimasi colpito ascoltandolo. Da lì è nato un percorso di passione politica e appartenenza. Era un leader capace di affascinare, un visionario, un rivoluzionario. Oggi possiamo dire che è diventato una leggenda. Quando è stata l'ultima volta che avete parlato? L'ultimo incontro, anche se breve, è stato alla Camera durante l'elezione del Presidente della Repubblica nel 22. Anche negli ultimi anni, pur non essendo più in prima linea, la sua presenza si avvertiva sempre. Cosa lascia alla Lega? Lascia dei valori profondi, il rapporto col popolo, l'ascolto dei territori, il legame con l'identità e le tradizioni. Ci ha insegnato a non perdere mai il contatto con la realtà da cui proveniamo. Federalismo, autonomia, valorizzazione delle comunità locali restano il cuore della nostra azione politica. Sono valori fondamentali, la società cambia, la politica evolve, ma quei principi restano. Che giorno sarà domani, cioè oggi, dopo l'addio al fondatore? Rimane un giorno triste, ma anche l'inizio di un nuovo cammino. Ognuno di noi ha il dovere di portare avanti le battaglie di Bossi, non possono restare incompiute. Le 8, 1 minuto e 14 secondi, pausa, Alice, chanson egocentrique dell'82 e torniamo tra un po'. Avenue Park, my life in the dark, I with me. Do you smile for Arabian style? I like it. Miami Beach Boys, children with voice, across the universe. Chanson égocentrique, self-centered song. Chanson égocentrique, self-centered song. Chi sono, dove sono, quando sono assente di me? Da dove vengo, dove vado? Chanson égocentrique, self-centered song. Chanson égocentrique, self-centered song. Dalla pupilla viziosa delle nuvole la luna scende ai gradini, i grattacieli.
per prendermi la vita, per prendermi la vita. Central Park, I love in the dark. Ich bin weit. People sang around the campfire ground. I remember prehistoric sound. Was the time of the dinosaur age. Oh, nine. Chanson, égocentrique, seul, sempre son. Chanson, égocentrique, seul, sempre son. Mi dice sui seni nudi muoio d'amore, quando vedrai la mia ragazza dille che io l'amo, dille che io l'amo. Chanson égocentrique, seul, sempre son. 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 Pa, 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 pa. Chanson égocentrique, self-centered song. L'anno era il 1982, lei è Carla Bissi in arte Alice, il testo è di Franco Battiato, se permettete. Questa è Chanson égocentrique e sono le 8:05 e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono, sempre con voi per questa rassegna stampa supplente dell'eccellente Sammy Varin che ritroverete domani. Buona gente, allora vi voglio dire questo, c'è un messaggio, no, vi voglio leggere sto messaggio che ha mandato la nostra Clara da Sondrio. Clara, eccoci qui, tanti insulti sia ai leghisti, ma tanti insulti addirittura a chi vota sì, in particolare detto da un certo cosiddetto comico Giorgio Montanini, che ha augurato la morte a tutti quelli che votano sì. Ora sento dire che era una battuta e no, non si può liquidare con questa frase, va denunciato. Ma Clara, non so come si dica a Sondrio, però sai, sia per quelli del sì che anche per quelli del no, che anche per comici che fanno battute un pochettino fuori centro, ecco, dalle mie parti si dice che a morte cappeio cavaci in testa a tutti, te lo traduco. La morte è un cappello che va in testa a tutti, quindi non muoiono solo quelli che hanno votato sì, stai tranquilla. Poi ancora Lorenzo da Como, ciao Antonino, ciao Lorenzo. Ieri sono passato in un paio di seggi elettorali e ho avuto la percezione che ci fosse una buona affluenza. Sì, anch'io sono andato a votare e mi è sembrato proprio così, amico mio. In effetti il referendum permette ai cittadini di esprimere il proprio parere senza vincoli di partito preso, permette di appoggiare un'idea svincolata da ideologie. E questo referendum aveva queste caratteristiche. Speriamo in bene, buona giornata. Ecco, le persone a cui il cervello funziona, come Lorenzo, dicono delle cose sagge, tipo quella che ha appena espresso, cioè noi con quella benedetta scheda in mano siamo più forti di un deputato o di un senatore, perché siamo noi che addirittura obblighiamo con il sì, obblighiamo Mattarella stesso a firmare la legge costituzionale di riforma. Lui non si può rifiutare. Purtroppo, se mi posso permettere, ribadisco, i seggi sono aperti, votate quello che cavolo vi pare, ma andate a votare. Purtroppo, qualche fenomeno a sinistra ha trasformato questo referendum, che non c'entra assolutamente niente con questa vicenda, nella testa di qualcuno questo sarebbe un referendum per dire sì o no alla Meloni. Ora, il referendum non è per approvare la permanenza di Giorgia Meloni al governo, anche perché quello che ha detto che se perdeva il referendum si dimetteva e lasciava la politica, fa ancora politica con un partito da 2% che si chiama Italia Viva. Così, ve lo ricordo, giusto se ve lo foste perso.
Qui si tratta di approvare, dobbiamo entrare nel merito, una riforma della magistratura. La volete la separazione delle carriere? Sì o no? Questa è la domanda. Non è vi piace Matteo Salvini, vi piace la Meloni, vi piace Tajani, vi piace il centrodestra. Non c'è scritto questo sulla scheda. Sulla scheda c'è scritto la volete sta separazione delle carriere, sì o no? Allora, volete entrare nel merito? Non è questione né di destra né di sinistra. Se voi volete una giustizia che abbia la separazione delle carriere, perché è giusto così, perché questo è il dettato costituzionale, perché è quello che voleva Vassalli, perché è quello che voleva Falcone, perché è quello che voleva Borsellino, benissimo, andate, o Enzo Tortora, andate e votate sì. Se a voi invece va bene questa giustizia così com'è, andate e votate no. Ma non ci scassate i cabasisi con la storia che se vado e voto sì la Meloni si dimette e il governo cade, perché non succederà. Chiudo. Torniamo a noi. Poi un'altra cosa. I padri costituenti, che non erano una manica di scappati di casa, grazie a Dio, hanno voluto il ricorso al popolo, cioè a tutti e ciascuno di noi, perché è il momento più alto e più nobile della democrazia. E qui stiamo parlando di una modifica importante che riguarda anche il futuro del nostro paese. Futuro del nostro paese. L'abbiamo visto in tutto questo periodo di tempo che cosa è successo. L'abbiamo visto Matteo Salvini inquisito, li abbiamo visti i ricorsi sui centri in Albania, le abbiamo viste le obiezioni della Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto, eccetera, eccetera, eccetera. Li abbiamo visti Beniamino Zuncheddu, l'abbiamo visto tutto il discorso che si è fatto sull'ingiusta detenzione, li abbiamo visti i 78 milioni di risarcimento per ingiusta detenzione che si è beccata la Calabria, la prima regione d'Italia per risarcimenti per ingiusta detenzione. Li abbiamo sentiti certi procuratori parlare di dopo facciamo i conti, tiriamo la rete. Abbiamo visto e sentito tutto questo. Dopodiché scegliete cosa volete fare nell'urna. Io ho già scelto ieri, poi ve lo racconto alle 15 cosa ho fatto, che è stato un momento pure divertente. Va bene, torniamo a noi. Allora, chiudiamo questa parte dedicata a Umberto Bossi, perché c'è Francesca Moscatelli sulla Stampa che presenta questo retroscena sul futuro della Lega dopo la dipartita del suo fondatore. Zaia leader del Nord, Giorgetti garante, ecco il piano per tenere unita la Lega. 2 partiti federati per esaudire le ultime volontà del Senaturri, in campo anche Fedriga. Cosa scrive la collega Moscatelli? Vedete la fotografia dell'abbraccio tra Giorgetti e l'ottimo Zaia. Ieri, insieme ai fischi e alle urla contro Salvini, togliti la camicia verde e ridacci la Padania, urla così insistenti da indispettire Francesca Verdini, la fidanzata del segretario, che si è avvicinata a uno dei contestatori dandogli del cafone, ricordandogli che non ci si comporta così a un funerale, pienamente d'accordo. Insieme alle lacrime di Lorena Bastoni da Morbegno e degli altri migliaia di fedelissimi venuti a rendere omaggio a un uomo che per noi è stato come un padre, a Pontida qualcuno ha cominciato a proporre un piano per salvare la Lega, un accordo fra i leader per ripartire dagli ideali federalisti, ma anche provare a riunire sotto un unico tetto quella diaspora leghista confluita in questi anni nel Partito Popolare del Nord dell'ex guardasigilli Roberto Castelli o nel Patto per il Nord dell'ex segretario Lombard Paolo Grimoldi. L'idea è quella di un movimento strutturato anche dal punto di vista organizzativo in modo federale, col ritorno del brand Lega Nord nelle regioni settentrionali. Bossi era ancora presidente del vecchio partito, titolare del simbolo con l'Alberto da Giussano da anni in stand-by, affidato al fedelissimo di Salvini Igor Iezzi col ruolo di commissario. La Lega per Salvini Premier a portare avanti il progetto nazionale e infine un soggetto federatore a tenere insieme le due realtà. Si fanno i nomi per questi ruoli di Massimiliano Fedriga per il Nord e di Luca Zaia per coordinare la federazione, col ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti come garante. Ieri del resto Giorgetti, cappotto spigato, volto provato, cravatta verde a testimoniare la militanza di una vita,
è sembrato incarnare proprio quel ruolo. C'era lui ad accogliere Giorgia Meloni e gli altri ospiti istituzionali. C'era lui sul Sagrata a intimare il silenzio ai militanti che impedivano la recita dell'eterno riposo urlando secessione, secessione e Padania libera. C'era lui a camminare con gli occhi lucidi accanto alla moglie Emanuela Marrone e ai suoi 3 figli verso il Pratone che ogni anno dal 1990 ospita i raduni del partito. Zai e Fedriga invece hanno rilasciato 2 dichiarazioni molto simili, parlando di questione settentrionale, sfida dell'autonomia, architettura federale dello Stato. E se il modello CSU-CDU evocato proprio da Zaia all'ultima Pontida avrà bisogno di tempo, un primo passo potrebbe essere quello di una segreteria aperta ai 2 big del nord-est a cui lasciare ampi margini di manovra nell'ottica del polileaderismo. Qualche riunione in tal senso ci sarebbe già stata e proprio venerdì scorso Zaia, Fedriga e Salvini, insieme al governatore del Veneto Alberto Stefani, avrebbero dovuto chiudere insieme la campagna elettorale per le suppletive a Rovigo. Un appuntamento poi annullato per il lutto. Voi che cosa ne pensate di questo scenario? 340-670-9659. Un ultimo sguardo a proposito di prime pagine lo diamo anche a Italia Oggi. Oggi è lunedì, quindi c'è il settimanale, c'è 7, che viene realizzato da Marino Longoni, Silvana Saturno, Roxy Tomasicchio e tutti gli amici e collaboratori che vi scrivono. Welfare, l'ISEE si fa in 7, ad ogni prestazione corrisponde un indicatore della situazione economica differente, da gennaio spunta quello per prestazioni familiari e inclusione. Ne scrive Cirioli dalle pagine 2 e 3. Ancora, viaggi annullati, tutele, rimborsi, assistenza, cosa aspetta e quando? Irene Gregoli Venini a pagina 19. E poi Marino Longoni parla dell'ISEE, strumento utile ma imperfetto, signori. Bene, chiusa questa parte dedicata alla buonanima di Umberto Bossi, passiamo adesso al referendum e andiamo a vedere insomma che cosa sta capitando in particolare. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. C'è stata una forte affluenza, appunto ieri si è registrata e in particolare ci sono delle polemiche, ci sono sempre delle polemiche. 2 le segnaliamo in particolare. La prima, siamo sul Corriere della Sera, le polemiche per la maratona a Roma, il traffico ostacola chi vuole votare, Roma paralizzata dalla maratona nel primo giorno di voto per il referendum per via della scelta irresponsabile del comune, protestano da Forza Italia. Il Campidoglio respinge la contestazione portando a sostegno i dati sulla partecipazione al voto dei romani, in linea con Milano è più alta della media nazionale. La questura garantisce che a monte dell'evento sportivo, che ha coinvolto 35.000 corridori, era stata pianificata una strategia modulare per il piano di sicurezza e mobilità messo a punto con la prefettura, polizia locale e organizzatori, perché potessero convivere nelle stesse ore la corsa, l'afflusso verso San Pietro per l'Angelus del Papa, le operazioni di voto. La Maratona di Roma, appuntamento storico che lo stesso gruppo consiliare di Forza Italia definisce vetrina per la città, ha imposto blocchi alla circolazione in un'ampia area. Solo le nostre vibrate proteste hanno consentito la rimozione di quei divieti, rivendica Maurizio Gasparri dopo aver chiesto un intervento diretto al Viminale. Dal comune fanno notare che il sito istituzionale aveva dedicato una pagina a maratona e referendum con l'indicazione di tutti gli accessi. Invece AVS denuncia il fatto che nelle sezioni Forza Italia, Fratelli d'Italia, scusate, mostra un badge con un grande sì, segnalazioni di violazioni nei seggi, disturbo alle operazioni di voto anche da parte di esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. Ci giungono preoccupazioni e preoccupanti segnalazioni dai territori nei quali le forze dell'ordine contestano ai rappresentanti ai seggi del Comitato del No il legittimo utilizzo del contrassegno col logo del Comitato, mentre in tutta Italia i rappresentanti ai seggi di Fratelli d'Italia girano indisturbati nelle sezioni elettorali con un badge che riporta un minuscolo logo col contrassegno del partito subito sotto un enorme sì, in palese violazione della normativa, è scritto in una nota del partito schierato per il no. Il riferimento è alla legge che vieta la propaganda dentro i seggi elettorali e nelle immediate vicinanze, 200 metri. Una denuncia simile è stata formulata dal Movimento 5 Stelle nell'Umbria. Stiamo informando le prefetture per provvedere alla rimozione immediata di questi distintivi.
Alleanza Verdi e Sinistra protesta poi perché un numero significativo di nostri rappresentanti di lista verrebbe impedito di votare in totale e inescusabile violazione delle norme e principi basilari della democrazia. Anche in questo caso si richiede l'intervento del Ministero dell'Interno. Io aggiungo un'altra cosa, qualche fenomeno in qualche seggio invece ha messo il giornale o il manifesto, qualcuno parlava proprio del manifesto, o qualche giornale con bene in evidenza vota no sul tavolo quando tu vai a prendere la scheda, e qualche presidente di seggio a quanto pare avrebbe detto mi raccomando votate bene. Ecco, questo invece vedete un po' voi come lo volete commentare. Ecco, non aggiungo altro e preferisco tacere, che è meglio. Andiamo avanti con questo benedetto referendum. E allora vediamo cosa piange il Fatto Quotidiano, la Costituzione appesa a un filo, signori. Oddio, oddio, ultime ore per salvarla. Oddio, che cosa sta succedendo? La dobbiamo salvare, certo. Quando invece le modifiche vengono fatte da qualcun altro, lì sono buone, giuste e sacrosante. Amen, fatevi il segno della croce. Detto delle città a guida giallorosa, la destra invece spera nelle province e nei suoi fortini, come sottolinea Utrend. Si conferma una situazione imprevedibile, con notizie positive sia per il centro-sinistra, che mantiene il primato d'affluenza nelle province rosse, sia per il centrodestra, che vede province favorevoli in grande recupero rispetto all'anno scorso. Va da sé che, qualunque sia l'esito del voto, una percentuale alta alle urne rafforzerà il significato politico del referendum. Ma no, non è un referendum politico. E questa è una bugia. Entrambi gli schieramenti infatti non potranno ignorare una maggioranza non più soltanto relativa, soprattutto dopo aver sottovalutato l'interesse degli italiani per il tema. Varrà a maggior ragione per un governo che ha a lungo tentato di non politicizzare il voto, che è quello che bisognava fare, perché è un referendum costituzionale, non sul governo. Nel silenzio elettorale ieri non sono mancate accuse di irregolarità ai seggi e qualche spot last minute. Marina Berlusconi, per esempio, conferma l'interesse della famiglia per la riforma Nordio. È un'occasione che non possiamo farci sfuggire, sperando che prevalga il sì per un'Italia civile, democratica, moderna. Chi la pensasse diversamente ha tempo fino alle 15 di oggi per farlo sapere. Intanto mi scrive Lori da Monza: buongiorno Antonino, buongiorno a te. È maturo il tempo per cambiare il segretario, strada libera per Zaia e Fedriga, signore e signori. E allora andiamo avanti. Abbiamo poi appunto l'allarme, signori, lo scrive Ilaria Proietti sul Foglio: se vincesse il sì, i progetti sul tavolo, clava sui PM, Trojan impunità, la destra confessa i suoi piani. Questo non è fare propaganda, no? Dietro a un sì possono nascondersi infiniti progetti, non per illazione di chi è contrario alla riforma Nordio sulla separazione delle carriere, ma per stessa ammissione dei vari ministri che durante questa campagna elettorale hanno ammesso che il sì servirà da grimaldello per approvare future leggi che in molti casi sono già pronte nei cassetti della destra. Una prima confessione è imputabile a Carlo Nordio, punta dritta al cuore dell'obbligatorietà dell'azione penale. Sentire per credere, c'è una disomogeneità da procura a procura sulle priorità dei reati da perseguire. La procura X la dà ai delitti contro le donne, un'altra a quelli dei colletti bianchi, una terza all'ambiente. Ognuna fa quello che le pare, bisogna trovare un criterio in modo che tutte le procure abbiano un indirizzo omogeneo sulla priorità delle inchieste da fare, ha detto il guardasigilli durante il suo intervento. Ergo sarà la politica a dare le priorità alle procure. Ecco, fate sapere alla collega Proietti che Piero Calamandrei, noto pericolosissimo fascista traboccato dentro l'Assemblea Costituente, e questo non lo dico io, lo dice Giovanni Falcone nel libro Cose di Cosa Nostra, se avete tempo leggetelo. Ecco, dice, c'era l'ipotesi addirittura di un PM che prendesse delle direttive del Parlamento per quanto riguarda la sua attività penale, per cui non ci vedo niente di scandaloso. Aggiungerei anche un'altra cosa: non c'entra niente con la separazione delle carriere.
Maurizio, dopo molti incarichi di presidente di seggio basta far rispettare le regole, non giornali al seggio parlare del voto tra scrutatori, ma li formano o vogliono solo i soldi, non pochi che prendono. Ma che io sappia non mi pare che si prendano assai soldi a fare gli scrutatori e i presidenti di seggio. Poi qualcuno di voi, se lo è stato, ce lo faccia sapere, o se lo è, insomma, ci faccia sapere quant'è l'emolumento. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Vi dicevo, andiamo a pagina 10, dovrebbe essere, sì, del Tempo. Vediamo un momento, perché alle volte nemmeno io mi rendo conto di quello che ho scritto facendo zampe di gallina, bella gente, e infatti no, non è qui a pagina 10, è vero. Andiamo, allora forse sì, La Repubblica, ecco qua. Andiamo su Repubblica e in particolare ce ne andiamo a pagina 20. Parliamo adesso di benzina, signore e signori. Voi, poi parleremo della guerra, già vi ho detto qualcosa in anteprima, vi ho dato degli aggiornamenti su quanto sta succedendo. Ma il punto è questo. Noi altri, no? Quanto ci costerà questo benedetto pieno? Ecco qui. Benzina e gasolio, siamo su Repubblica, di nuovo in rialzo, già in bilico lo sconto del governo. L'allarme del governo, scrive il collega Giuseppe Colombo, è scattato nelle scorse ore, con un occhio alla curva dei prezzi dei carburanti. Dopo 5 giorni di discesa, la direzione si è invertita, l'effetto del taglio delle accise è sempre più debole, mangiato dall'aumento del greggio. Il risultato: in 24 ore, da sabato a ieri, il diesel è rincarato in tutte le regioni. Il picco in Campania, 1,99 € per un litro. Sulle autostrade ancora peggio, 2,04 €. Scusate, con l'eccezione del Molise, meno 0,1 centesimi, anche il costo della benzina è tornato a salire. Il calo dei prezzi avvenuto col contagocce è terminato, conferma l'Unione Nazionale Consumatori. Da qui il timore dell'esecutivo. Se il petrolio continuerà a galoppare col ritmo degli ultimi giorni anche questa settimana, lo sconto potrebbe azzerarsi prima della scadenza del 7 aprile. Da rischio a scenario: gli italiani in viaggio a Pasquetta l'anno scorso furono oltre 11 milioni, col prezzo del gasolio ben sopra la soglia psicologica dei 2 euro. L'esatto contrario di quello che era stato promesso loro appena martedì scorso, quando la premier Giorgia Meloni aveva riunito d'urgenza i suoi ministri a Palazzo Chigi per approvare la sforbiciata ai prezzi da 25 centesimi per 20 giorni. Il timore di ritrovarsi con prezzi uguali o addirittura più alti di quelli registrati prima del via libera agli aiuti spinge il governo a pensare già a una nuova contromossa contro il caro carburanti generato dalla guerra in Medio Oriente. Sul tavolo c'è la proroga dell'intervento sulle accise. Se la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà rapidamente, un allungamento della misura sarà inevitabile, ragionavano ieri sera fonti dell'esecutivo. Ecco, vi do un dato dal Wall Street Journal. Se riaprissero oggi lo stretto di Hormuz e quindi le petroliere cominciassero di nuovo a fare avanti e indietro, portando il greggio in giro per il mondo, la normalizzazione del traffico, non parliamo di distribuzione, parliamo solo di traffico che attraversa lo stretto, richiederebbe 2 mesi. Questo per vostra informazione. Le valutazioni sull'intervento sono legate proprio all'andamento del petrolio. Ecco perché oggi la commissione d'allerta rapida del Ministero delle Imprese passerà al setaccio l'andamento dell'indice Platts, il benchmark internazionale per la valutazione dei prezzi dei prodotti petroliferi raffinati. I dati consolidati della settimana scorsa permetteranno di tracciare una previsione per i prossimi 7 giorni. È anche da questi numeri che si inizierà a capire il livello di resistenza degli sconti. Ma i ragionamenti sul loro rinnovo sono già maturi, al punto da riproporre l'interrogativo che ha accompagnato la riduzione delle accise approvata in CDM. Il quesito recita così: ha senso impiegare nuove risorse per ridurre le accise? Alla vigilia della decisione, il titolare del Mimit, Adolfo Urso, aveva espresso dubbi sull'efficacia della misura. Al contrario, Matteo Salvini era stato il principale sponsor. La scarsa incisività del taglio ripropone a maggior ragione il dilemma:
Non solo, c'è anche un tema di coperture da trovare. L'intervento in vigore non è stato indolore, 423 milioni e mezzo di tagli ai ministeri. Tirare fuori di nuovo le forbici dal cassetto potrebbe risultare problematico. Allo studio anche un potenziamento dei sostegni ai settori più colpiti, autotrasportatori e pescherecci. Tra i beneficiari potrebbero rientrare anche gli agricoltori alle prese coi rincari del gasolio, esclusi dal primo pacchetto di aiuti. Il perimetro dei nuovi interventi potrebbe essere esteso alle bollette. Il governo guarda al decreto energia in esame alla Camera per aumentare l'importo del bonus straordinario di 115 euro riservato ai redditi bassi. Dani da Como, ciao Antonino, penso che se c'è il sospetto che Salvini non sia più gradito dai leghisti bisognerebbe fare un referendum tra gli iscritti ed eventualmente cambiare il segretario. Si chiama congresso. Si va al congresso, si vota, ci sono le mozioni, si sceglie un eventuale nuovo segretario, cara Dani. Allora, tirem innanzi. Cosa avevo segnato io qui? Avevo segnato... eccolo qua. Vedi che l'avevo trovato. Pagina 7. Andiamo a pagina 7 della Verità, perché naturalmente guerra vuol dire petrolio. Io ho cominciato dicendovi appunto felice 23 marzo del 1973, non a caso, perché sulla Verità la collega Laura Della Pasqua intervista l'economista Matteo Villa. È una crisi peggiore di quella del 1973. All'epoca mancava il 6% del petrolio globale, oggi il 17%. Gli effetti profondi li avvertiremo col tempo. Tra i pochi a ridere c'è Putin. Incassa di più, l'Europa sarà tentata di riaprire al suo gas. Le 8:29 minuti e 40 secondi. Noi ci fermiamo per la pausa, pubblicità, meteo e poi torniamo con U2, In the Name of Love 1984 e vedremo perché in realtà oggi è il 23 marzo del 73. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana caratterizzato da un tempo ancora un po' instabile sul nostro paese, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Nelle prossime ore piogge frequenti e anche qualche temporale interesseranno soprattutto il medio versante adriatico e il sud, andrà meglio altrove. Nel pomeriggio instabilità ancora al centro-sud, con possibilità di precipitazioni sulla maggior parte delle regioni, anche se a carattere sparso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo. È sicuramente una notizia importante per gli altri che magari lo vogliono provare. Questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando
Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to overthrow. In the name of love. One man in the name of love. In the name of love. One man in the name of love. One man come on a barbed wire fence. One man he resists. One man washed on an empty beach. One man betrayed with a kiss. In the name of love. One man in the name of love. In the name of love. One man in the name of love. In the name of love, grandissimi U2 nel 1984, In the name of love, le 8:35 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ladies and gentlemen. Diamo anche un'occhiatina ai messaggi che ci mandate su Facebook, siamo sulla pagina Lega Salvini, Albano Vucas, Livio Folla, buongiorno a tutta la redazione, a voi della Lega, mandi, anche a te, che bello, frutte anche, mi dicono che si dica dalle tue parti. Maria Teresa Mocci Pagani, buongiorno, e ancora Federico Malipiero, qualcuno ha letto i commenti della Boldrini su Bossi, rivoltante, vomitevole, pensavo fosse una donnina piena solo di boria e anche piena di cattiveria. Io purtroppo li ho letti e francamente li ho trovati ben poco eleganti. Sono sempre del parere che quando la morte, vedete, la morte è un punto fermo e il morto non si può più difendere. Per cui in questi casi io applico la regola che suggeriva la mamma di Giulio Andreotti. Se non potete parlare bene di una persona, non parlatene. Allora, se la Boldrini per sua valutazione non riteneva di poter parlare bene di Umberto Bossi, poteva anche tacere, perché Bossi ora e di là non può risponderle, non può replicare, e prendersela con i morti è sempre un gesto che, indipendentemente da chi sia il morto, ma prendersela con i morti è sempre un gesto che non denota molta, come posso dire, onestà intellettuale, ecco. Ancora zappe, sì, zappa, ancora messaggi su Facebook, Valentina Angelini, buongiorno Antonino Danna, buon lunedì anche a quelli che seguono la rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure, buongiorno a te. Fra Rossi, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Mauro Valentini, buongiorno, bentrovati. Allora, andiamo a vedere altre zappe che voi implacabilmente mi avete mandato, dopodiché acceleriamo un pochino perché alle 9 abbiamo Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera. Vediamo un po'. Dov'è? Ciao Antonino, sia i seggi, gli scrutatori, presidenti di seggi e scrutatori prendono un piccolo monumento, quindi chi è che si arricchisce facendo queste cose? Dai Mauri,
Buongiorno Antonino, il verdetto è stato chiaro, nelle ultime elezioni Salvini ha perso 600.000 voti solo in Lombardia, Marco da Bergamo. Tirem innanzi, vi dicevo il 1973 appunto, l'intervista sulla Verità, Matteo Villa, è una crisi peggiore del 73, l'analista degli ISPI, all'epoca mancava il 6% del petrolio globale, oggi il 17%, gli effetti profondi li avvertiremo col tempo, tra i pochi a ridere c'è Putin, incassa di più e l'Europa sarà tentata di riaprire al suo gas. Cosa dice Villa? La reazione di Teheran è stata sottostimata? Purtroppo sì. Intendiamoci, le capacità militari iraniane sono state pesantemente indebolite, la marina è di fatto fuori gioco, l'aviazione non è più operativa, USA e Israele hanno la quasi completa supremazia aerea. Anche la capacità missilistica è stata significativamente ridotta, ma è mancata una valutazione di quanto sarebbe stato facile per l'Iran danneggiare le monarchie del Golfo, Israele e l'economia mondiale utilizzando droni da poche decine di migliaia di euro. È una guerra asimmetrica. Immaginiamo che il blocco di Hormuz duri qualche mese. Che accadrebbe? I primi a entrare in crisi sarebbero i trasporti aerei e quelli per le merci pesanti. Dal Golfo arriva una quota enorme dei cosiddetti distillati medi, che sono i carburanti che fanno muovere il mondo. Quasi un quarto di tutto il carburante aereo del mondo transitava da Hormuz. L'Europa importa il 40% del carburante aereo che le serve dal Medio Oriente, il 25% del suo diesel. Nel frattempo i prezzi alla pompa salirebbero rapidamente. Senza il taglio delle accise oggi saremmo intorno a 1,9 euro al litro, ma tra qualche mese potremmo farci facilmente superare i 2,5 euro. Poi si avvicinerebbe l'autunno e il costo del gas, sempre più caro e difficile da reperire, si inizierebbe ad avvertire in bolletta. Sarebbe un nuovo 2022. Ci sono alternative a Hormuz e con quali rischi? Nel breve periodo sono pochissimi e riguardano solo il petrolio, non il gas. L'oleodotto East-West in Arabia Saudita, che porta petrolio dal Golfo Persico ai porti del Mar Rosso, e un altro oleodotto più piccolo dagli Emirati Arabi Uniti verso l'Oceano Indiano. Ma bastano solo per rimpiazzare un terzo del petrolio che abbiamo perso. Intanto l'Agenzia internazionale per l'energia sta coordinando il più grande rilascio di scorte strategiche di petrolio della storia, 400 milioni di barili. Questo aiuta nel breve periodo, ma si crea un problema. Più la crisi si prolunga, più il fatto di aver già intaccato le riserve aumenta l'ansia dei mercati. Il vero rischio è proprio questo, passare da un mercato ancora relativamente calmo a uno improvvisamente instabile, con effetti che potrebbero esplodere. Come stanno reagendo gli altri paesi dell'Asia? Nell'immediato sono i più colpiti perché lì già cominciano a scarseggiare i barili. La Cina ha reagito per prima in modo più drastico col blocco delle esportazioni di diesel e benzina. Giappone, Corea del Sud, diversi paesi più piccoli hanno introdotto restrizioni all'export. In alcuni casi si è già arrivati al razionamento. Nelle Filippine e Singapore, per esempio, limiti alla circolazione e restrizioni energetiche negli uffici. Un'anteprima di ciò che può succedere altrove se la crisi continua. Questo conflitto cambierà gli equilibri geopolitici? A livello strategico, cioè nel rapporto tra Stati Uniti e Cina, è ancora presto per trarre conclusioni. Dimostra al mondo la vulnerabilità americana, ma anche la capacità degli USA di colpire da lontano. Soprattutto in una lezione sulle guerre asimmetriche, quando l'attore più debole si prepara per anni, può colpire in modo sproporzionato, basti pensare alla differenza tra Iran e Venezuela. In questo senso per Pechino è un secondo segnale dopo l'Ucraina che i conflitti non seguono mai i piani e che un'eventuale invasione di Taiwan potrebbe avere costi più alti del previsto. Per l'Europa, invece, è l'ennesimo promemoria. In un mondo in cui prevale la legge del più forte e tornano a contare gli eserciti, siamo marginali. In questa guerra dell'energia chi vince? Perdono tutti, tranne poche eccezioni. La principale è la Russia, che prima della crisi stimavamo avrebbe visto i suoi ricavi energetici in continuo calo. Oggi invece con prezzi così alti Mosca potrebbe incassare fino a 50 miliardi di euro in più entro fine anno. Il motivo è che la Russia si trova nella posizione perfetta, il suo petrolio è simile a quello medio orientale, ideale per produrre diesel e carburante aereo che oggi scarseggiano, ed è tra i maggiori produttori di gas del mondo. Pechino che ruolo sta giocando? Per ora gioca di sponda, è una strategia coerente per una potenza che non ha mai proiettato stabilmente la forza militare fuori dalla propria regione e preferisce sostenere indirettamente i propri alleati, dalla Russia all'Iran. La Cina è profondamente pragmatica, si potrebbe dire persino brutale. Sei mio alleato fino a quando mi servi, non per sempre. A questo punto dovremmo riallacciare i rapporti con la Russia per acquistare gas?
Di sicuro aumenteranno le pressioni perché questo accada. Pensate al paradosso, l'anno scorso i governi europei hanno scritto nero su bianco in leggi dell'UE che non compreranno più una molecola di gas russo entro la fine del 27, era il 45% nel 21, ma oggi è ancora il 12% di ciò che consumiamo. Ma questa crisi rende meno affidabili tutti i fornitori cruciali, soprattutto il Qatar. Se la situazione dovesse continuare a lungo, la tentazione di riaprire almeno in parte i flussi russi diventerà molto concreta. Va rivista l'agenda green? Sta già avvenendo, bisogna accelerare là dove la transizione oggi conviene, solare e batterie. Io direi anche accelerare sul nucleare. Il conflitto ridisegna la mappa dei nostri fornitori energetici? Difficile. Il conflitto ci ricorda che petrolio e gas hanno ancora un ruolo cruciale nell'economia mondiale e che per gli idrocarburi le alternative a disposizione restano limitate. È un invito a osservare il mondo con meno ideologia e più pragmatismo. Invece noi in Europa ci siamo fatti fottere da Greta per anni e dai suoi emissari, no? Quelli che ora vanno a Cuba a fare la rivoluzione in albergo a 5 stelle. Ecco, a proposito, no, quello ve lo lascio per il finale perché c'è sempre un po' di cabaret. Lo sapete che io mi piace chiudere la rassegna stampa con un po' di cabaret. Adesso andiamo in Francia, amici miei, dai, ogni tanto una buona notizia. Pagina 18. Andiamo a vedere in Francia cosa è successo. Eccolo qua. I socialisti tengono Parigi e Marsiglia. Senza Mélenchon, Le Pen esulta al sud. Il sindaco della capitale festeggia in bici. Premiata la scelta di evitare gli estremisti, signori. Eccolo qua. La destra, abbiamo vinto decine di municipi. Ciotti trionfa a Nizza. Finita la suspense a Parigi e Marsiglia, il Partito Socialista si conferma nelle due principali città francesi, le sole due tra le grandi dove il Partito Socialista ha bocciato intese con gli Insoumis. Nella capitale trionfa i ballottaggi Emmanuel Grégoire, che aveva rifiutato ogni alleanza con i Mélenchoniani, stacca di circa 10 punti l'avversaria neogollista Rachida Dati. Il nuovo sindaco festeggia girando in bicicletta per la Ville Lumière, mentre nella città focena mantiene la fascia di primo cittadino l'uscente socialista Benoît Payan, lasciando indietro l'avversario lepenista Franck Alisio, che aveva sperato in una mutazione genetica dell'elettorato fino all'ultimo, visto il buon risultato del primo turno. E Lilla premia l'alleanza tra il Partito Socialista di Arnaud Delande con gli ecologisti contro la candidata melanchoniana. Ecco allora la prima risposta attesa dalla seconda tornata delle comunali. Non hanno funzionato granché le desistenze, riconciliazioni, intese tecniche sul piano locale tra socialisti ed estrema gauche di Mélenchon, specie dopo essersele dette di santa ragione per settimane. Meglio, ognuno per sé. A tarda sera si tirano le somme, alleanze sconfitte a Poitiers, Besançon, Tolosa, Limoges, un'elezione che vede città come Toul, bastione socialista, e Clermont-Ferrand passare a destra, dove saranno alleati socialisti e melanchoniani. Manuel Bompard, frontman parlamentare della France Insoumise, se la prende con la mancata partecipazione al secondo turno. Dopo Saint-Denis guadagnata al primo turno, il partito di Mélenchon vince in solitaria a Roubaix e prova a contrattaccare visto il risultato magro. Chi ha calunniato il nostro partito nelle ultime settimane dice il Rassemblement National si conferma a un livello importante, quindi dobbiamo guardare all'elezione più decisiva dei prossimi anni, quella dell'anno prossimo, scrivere una pagina nuova. Esulta Marine Le Pen in attesa di sentenza d'appello per sapere se correrà lei per l'Eliseo. Vinciamo in decine di comuni e la conferma del radicamento locale del Rassemblement National. Tra le altre città incassa Carcassonne e Montargis, ma il Rassemblement National non ce la fa a Tolone nonostante le attese. L'Or La Valette si assume la responsabilità della sconfitta. A Nizza invece vince Eric Ciotti, alleato di ferro dei lepenisti nella sfida fratricida col sindaco uscente neogollista Christian Estrosi. Per Le Pen è la prova del passaggio dei voti repubblicani verso Rassemblement National in chiave Eliseo. Sguardo alle presidenziali, dunque, Bruno Retailleau, presidente di Le Républicaine, i neogollisti, tira le somme. Siamo la prima forza politica locale di Francia. Gli accordi della vergogna conclusi dal Partito Socialista alleato con un'estrema sinistra antisemita per un pugno di seggi è stata la peggior prova di cinismo politico di fronte a questi ingegneri del caos
E ai demagoghi del Rassemblement National c'è un'alternativa, io sono pronto. Non mutano le ambizioni presidenziali di Edouard Philippe, rieletto sindaco alle Havre col 47,7% circa, e proiettato nella corsa all'Eliseo dall'area macroniana. Contro tutte le sinistre e la destra abbiamo vinto, la vostra fiducia mi onora, dice provando a rendere la dinamica di Le Havre prospettiva presidenziale. Isolare le estreme e prevalere dal centro rispetto al frastagliato paesaggio destra-sinistra. Il partito di Macron, tolta la vittoria da Annecy, si consola con comuni piccoli. Gabriel Attal dice che le urne hanno dato un segnale d'allerta, sta a noi ricostruire. Gérard Darmanin guarda sigilli, vede la sua lista confermarsi a Tourcoing e lancia una proposta. Ora un candidato unico di destra e centro e forse anche della sinistra repubblicana che respinga la France insoumise alle presidenziali, signore e signori. Dunque, io mi ero segnato questa cosa di Cuba. Ah, sì, ecco qua, sì, perché sono già le 8:48 minuti e quindi un po' di cabaret ci vuole. 0292947222, il telefono è aperto da questo momento, così recuperiamo anche il tempo. Pagina 11. Eccoli qua, bellissimi, li vedete, sorridenti, Mimmo Lucano con Ilaria Salis, olè, fotografati a Cuba, signori. Forse perduta Cuba nella rivoluzione. Ve lo ricordate De André Rimini? Rimini. Burrasca sulla flottiglia, sono nell'hotel di lusso, ne scrive l'immenso Francesco Giubilei su Il Giornale, la stampa internazionale smaschera Corbyn, Iglesias e compagni. Diciamo che Iglesias è quello che si è beccato la più violenta, per usare il linguaggio dei giovani, shitstorm, ovvero tempesta di pupù. Sapete perché? Perché questo signore si faceva i video dal miglior albergo a 5 stelle di Cuba, illuminatissimo perché c'ha i generatori giù nel garage, con tutti i servizi in camera, aria condizionata, luce, lenzuola stupende. Sapete quanto costa una camera di quel posticino lì? Sapete? La più scarsa, l'equivalente di 110 euro nostrani. La più costosa, oltre 430. Un cubano che generalmente campa con forse $10 al giorno, 8,60 euro dei nostri, non può vederli neanche per il cavolo. Va bene? Lo posso dire? Sì? Aspettate un attimo che abbiamo una segnalazione dalla regia e c'è una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ehi, che mi dici, bello? Ma che non c'è limite alla vergogna, da quello che hai raccontato della flottiglia, no? Cioè questi personaggi che poi vanno negli alberghi di lusso, ok? Sì, ma dimenticavo di dirti un'altra cosa. Li ha ricevuti Diaz-Canel, il dittatore cubano, in una sala completamente illuminata. Capito? Questo in una... Perché io vi dico questa cosa che è illuminata? Perché a Cuba non c'è petrolio, le centrali elettriche non vanno, Cuba è al buio, c'è un blackout fottuto. Capito che roba? Prego, vai avanti, Marco. Beh, ma del resto, scusami, negli anni 60 in Cina c'erano i governanti che giravano col macchinazzo e travolgevano la gente in bicicletta per le strade, te le ricordi queste cose? E i russi cosa facevano? Giravano anche loro con i macchinazzi nei palazzacci strafighi, e i russi che avevano i negozi a pochi rubli facevano la fila per avere qualcosa da mangiare perché c'era tutto razionato, quindi non c'è niente di nuovo, cioè hanno bisogno della miseria per governare, quelli della sinistra, ok? Ma non era di questo che volevo parlare. Allora, innanzitutto un appunto riguardo ai funerali. Anche qui alle carogne non c'è limite di vergogna. A un funerale c'è un momento di raccoglimento, di dolore. Appunto. Basta stare zitti, appunto. E non si fa polemica sul leader di turno. Per quello ci sono altre situazioni, non certamente un funerale. Questo è quello che penso io. Per rispetto è quello che penso anch'io. Al defunto e alla famiglia del defunto. Dimmi, volevi dire qualcosa?
No, la penso esattamente come te, non si ok. va ai funerali a fare sceneggiate. Andiamo avanti. Esatto. L'ultima cosa riguarda l'Iran. Purtroppo l'Occidente, o comunque chi è contro l'Iran, che sia Israele, che siano gli Stati Uniti, insomma, chi ha a cuore la democrazia, ha a che fare non con un governo normale, un governo di fanatici religiosi, che in nome di una loro presunta lettura della religione o della loro religione sono pronti al sacrificio in nome dell'Apocalisse. Quindi questi non molleranno nulla perché sono guidati dal fanatismo religioso. Adesso noi abbiamo, poi chiudo, un'Europa che ha calato le braghe, ok? Cioè, se questi rimangono dove sono, hanno vinto loro e continueranno a dettare legge su tutto, perché avranno la possibilità, come hanno in un certo senso fatto fino adesso, di dettare legge. Io spero che si riesca ad abbatterli. È certo che se non c'è un intervento di terra, non parlo di soldati occidentali, ma della popolazione. E io spero che la popolazione reagisca, perché i curdi, che sono gli unici in questo momento che stanno cercando di fare qualcosa, hanno bisogno del resto della popolazione, ma io ad oggi non vedo una possibile ribellione, anche perché questi qua, e poi chiudo davvero, questi fanatici abbiamo visto che non ci impiegano molto ad eliminare decine di migliaia di persone in qualche giorno. Ti saluto Antonino, grazie. Ciao, altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono il Walter. Ehi, buongiorno. Ciao, è bello sentirti la mattina. Volevo dire che le parole di Marco sono come solito da sottoscrivere, però io avevo mi è venuta una riflessione quando tu leggevi le notizie sui funerali di Bossi con questi 4, chiamiamoli cervelli non troppo sviluppati, protestavano contro Salvini. In realtà la mia riflessione è questa: fare l'amministratore delegato e contemporaneamente il sindacalista nella propria azienda è molto difficile. Ed è questa, io la vedo, la figura attuale della Lega, nel senso che al governo però una base sempre e comunque, non dico irrequieta, ma che pretende di portare avanti delle idee che sono state alla base della nascita della Lega. La Lega poi è cambiata, però queste idee di fondo si sono molto radicate. Io ne condivido parecchie. E quindi è solo questo. E la mia riflessione, l'ho mandata anche per messaggio, era quella di dire che quasi con Zai attualmente la Lega dovrebbe riuscire a diventare con due teste. Una testa che segue la richiesta della base e che cerca di portarla avanti, e un'altra invece che sta al governo e fa tutto il meglio che può per il governo. Vedi Borghi che ci ha salvato dal catasto, che ne ha fatte 1000 per salvarci da situazioni incresciose con la sua capacità, la sua intelligenza. Ecco, una Lega così all'interno che fa di tutto per portare a casa il più possibile, e un'altra invece che acquisisce, gestisce le forze di base per filtrare le idee. Ecco, è un po' confusa la mia idea, però voglio sapere cosa ne pensi. Ciao Antonino, abbiamo perso anche noi ieri 2-1. Beati voi, noi solo pareggio col Messina, pazienza. Stiamo andando molto male quest'anno. Abbiamo pure cambiato tecnico, lasciamo perdere. Ho visto. Comunque ho qui un tweet di Claudio Borghi: indegna copertura mediatica dei funerali di Bossi da parte della solita stampa, che nel momento dell'abbraccio di una comunità triste va a cercare con golosità oscena 3 babbei che non hanno capito che era un funerale per poter dire che c'è stata un'inesistente contestazione. Bene, ora potete pigliarvela col senatore Borghi. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sono Albino, pronto, buongiorno. Maresciallo, buongiorno, comandi. Grazie del titolo onorifico, grazie, quale onore. Allora, a parte tutte i suoi soliti discorsi, eccetera, io mi sposai esattamente il 24 novembre del 1973, era sabato, e quindi perché mi sposai il sabato? Perché la domenica non si poteva circolare. Comunque, nel 73 la benzina costava 160 lire al litro e nell'arco, adesso non so di quanto tempo, comunque ma pochissimo, arrivo a 300 lire al litro. Il greggio quasi triplicò, però
non c'erano le Cassandre che ci sono oggi, che sembra che domani mattina siamo tutti morti di fame, e non c'era tutta questa grande informazione, non c'erano i social, non c'erano niente. Le notizie o te le beccavi al telegiornale di Rai 1, o altrimenti le andavi a prendere sui giornali e sul supporto cartaceo che comperavi in edicola. E la gente era molto più tranquilla. Invece adesso riempiono la testa, il greggio aumenta, la guerra, sparano, muoiono, e logicamente che anche le persone stesse non sono tranquille, creano solamente degli enormi problemi a livello psicologico. Io ho 81 anni, non me ne frega assolutamente niente, perché tanto ormai io cosa devo fare? Ma altri magari ci patiscono, per cui troppe informazioni il nostro cervello non è in grado di assorbirle tutte. Io mi continuo delle balle, il nostro cervello non è in grado. Comunque vediamo cosa succede. Come ho detto prima, personalmente tiro avanti finché il buon Dio mi dà ancora vita, e poi vediamo per il futuro, non lo so. Non faccio nessuna previsione, io la nafta riesco a metterla, quindi va bene così. Vi saluto, saluti e niente, buon proseguimento. Bye bye, grazie. Grazie. Ciao 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 ciao. Ciao. Ecco, 160 lire del 73, lo state vedendo online, questo è il convertitore del Sole 24 Ore. 160 lire il litro significa 1,21 euro di adesso, e arrivò a 300 lire, come giustamente ricordava il nostro Albino. 300 lire nel 1973 sono 2,28 euro attuali, ok? Così sono andate le cose. La benzina costava 1,21 euro e raddoppiò quasi. Va bene, altra telefonata. Pronto, chi è là? Hello? Pronto? Non essere. Sì, pronto. Noi siamo pronti. Tu non sei pronto. Vabbè, pazienza. Allora, vi leggevo qua il pezzo dei giubilei sulla missione della flottiglia a Cuba, a cui hanno partecipato Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Greta Thunberg, finisce in farsa e figuraccia internazionale. Una parte della delegazione del Nuestra America Convoy, composta da circa 650 delegati della sinistra internazionale arrivati in questi giorni a Cuba, ufficialmente per portare aiuti alla popolazione cubana, ha infatti soggiornato al Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá, questo che vi dicevo, un hotel a 5 stelle dove una camera costa tra i 130 e i 520 dollari a notte. Tra gli ospiti dell'hotel ci sono Jeremy Corbyn e Pablo Iglesias, beniamini della sinistra inglese e spagnola. Come se non bastasse, come racconta il giornale Diario de Cuba in un video, mentre a Cuba è in corso una crisi energetica con continui blackout, il Grand Hotel è illuminato anche di notte, probabilmente grazie all'utilizzo di generatori, e il contrasto è stridente se paragonato all'adiacente policlinico che rimane al buio nel pieno della crisi energetica che sta attualmente attanagliando l'isola. Ma le ipocrisie di chi organizza una missione a sostegno di un popolo affamato e poi dorme in un hotel a 5 stelle non finiscono qui. Le delegazioni della flottiglia, racconta The New York Post, si sono spostate in autobus con aria condizionata per incontrare il presidente Miguel Díaz-Canel al Palacio delle Convenciones di Havana. Sempre in prima linea per attaccare l'Occidente, non solo hanno incontrato i vertici del regime, ma non hanno speso una parola per criticare i comunisti di Cuba, che sono i principali responsabili delle condizioni che subisce il popolo cubano. Chiaro? Adesso pausa, jingle, e c'è già implacabile anche lui come sempre, l'onorevole Riccardo Molinari. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Io do il buongiorno e il bentornato all'onorevole Riccardo Molinari, gli auguro anche un buon inizio di settimana. Come va? Bene, un saluto a tutti, buongiorno. E allora, caro onorevole, qui stamattina c'è un po' di maretta, i nostri ascoltatori mi hanno mandato un po' di messaggi a proposito della questione che è stata ipotizzata dalla stampa sul futuro della Lega e il dopo Bossi, cioè l'idea di un modello tipo CDU-CSU, quindi nel nord il ritorno proprio del nome e del simbolo Lega Nord con Alberto da Giussano, nel sud Lega Salvini Premier e una figura mediana a fare da federatore, si parla addirittura di Zaia. Ci sono i nostri ascoltatori che naturalmente
dicono la loro, c'è chi dice lasciate stare Salvini, c'è chi dice invece andiamo a congresso. È un'ipotesi secondo lei praticabile? Soprattutto la Lega oggi da che cosa riparte? Ma guardi, non mi sembra che sia proprio all'ordine del giorno, soprattutto a un anno dalle elezioni politiche, una discussione di questo tipo. Non ho ancora letto la stampa, però penso che queste ricostruzioni, queste ipotesi vengano fatte sulla base di quanto accaduto ieri al funerale di Bossi, dove credo che forse sono convinto che non fosse propriamente quella l'occasione anche per contestare o esprimere dissenso verso la linea del partito, verso il segretario. Eravamo comunque a un funerale del fondatore del partito, era un momento che avrebbe dovuto unire tutti i leghisti, quelli che sono rimasti in Lega e quelli che sono usciti. Spiace che purtroppo, insomma, per alcuni, perché poi io ero presente, quindi non si parla di chissà quali contestazioni, ma per colpa di qualcuno purtroppo oggi esca questo dibattito, esca l'immagine di una Lega divisa o dilaniata, quando in realtà dopo il funerale del fondatore sarebbe dovuto uscire un messaggio diverso, credo, quello dei valori, degli ideali che portava avanti Bossi e di come la Lega oggi deve impegnarsi a portarli avanti. Ecco, quindi io sono d'accordo sul fatto che la Lega quegli ideali, quelle battaglie per il federalismo e l'autonomia, per la questione settentrionale, debba continuare a portarle avanti. Su questo sono assolutamente d'accordo. Che però penso che in questi anni comunque la Lega lo abbia fatto perché se adesso siamo a discutere la cosiddetta autonomia differenziata per le 4 regioni del nord che l'hanno chiesta, questo è un percorso che è stato fatto dalla Lega adesso, e quindi significa che il tema del federalismo e dell'autonomia è sempre stato al centro dell'agenda. Credo che dobbiamo portarcelo ancora di più e credo che soprattutto sulla questione settentrionale dobbiamo dare dei segnali in più, che per fare questo sia necessario una revisione, una riorganizzazione del partito. Lo vedremo, nel senso, questo lo si deciderà con Salvini, lo si deciderà in Consiglio federale, ma ripeto, credo che oggi queste ricostruzioni escano sempre come una cosa contro, no? Come una cosa contro il segretario, contro la Lega di oggi, e invece penso che comunque la Lega di oggi sta ottenendo sull'autonomia e sulle battaglie storiche dei risultati, bisogna comunque darne atto. Senta, in tutto questo ci ritroviamo con una guerra e soprattutto stamattina Repubblica diceva potrebbe essere necessario prorogare lo sconto delle accise sui carburanti. Addirittura abbiamo visto le previsioni di un economista dell'ISPI che dice se Hormuz dovesse restare chiuso per i prossimi 2 mesi potremmo avere il diesel a 2,50 euro il litro. Cosa si può fare in tutto questo? Il governo ha fatto quello che noi chiedevamo da una decina di giorni, nel senso che la settimana scorsa il governo con questo decreto che ha di fatto tagliato di 25 centesimi le accise ha usato quel meccanismo delle accise mobili che era già stato introdotto da questo governo nel 2023 quando c'era stata un'altra crisi energetica e che appunto noi avevamo proposto con emendamenti nel decreto bollette. Voglio ricordare che insomma il provvedimento del governo arriva anche il giorno stesso in cui Matteo Salvini convoca le compagnie petrolifere a Milano, quindi c'è stato indiscutibilmente una spinta della Lega per portare il governo a intervenire, che se bisogna fare una critica forse l'ha fatto con qualche giorno di ritardo rispetto allo scoppio della guerra. Il provvedimento dura 20 giorni perché è un provvedimento emergenziale, però come è già capitato anche in passato, applicando lo stesso meccanismo, se la crisi dovesse protrarsi si può prorogare. Questo lo abbiamo già visto, ripeto, nel 2023 quando c'è stata la crisi dei prezzi dei carburanti, l'abbiamo visto anche durante il governo Draghi, quando interventi simili sono stati prorogati per più tempo in base alle esigenze. Poi è chiaro che la vicenda della guerra nel Golfo e dello Stretto di Hormuz è una vicenda, diciamo, che noi possiamo auspicare che arrivino delle soluzioni, però oggi come oggi è una vicenda in cui l'Italia e l'Europa non hanno fondamentalmente ruolo, se non quello di cercare di difendere le proprie imbarcazioni e i propri interessi economici. È una guerra che è stata fatta scoppiare da altri, è una guerra che stanno portando avanti altri, e la speranza è che la diplomazia prevalga e che si arrivino alle soluzioni del conflitto. Senta, referendum al momento ovviamente le urne sono ancora aperte, tra meno di 6 ore si chiude.
molti sono rimasti sorpresi da questa grande affluenza. Allora è un argomento sentito dagli italiani. Beh, visto che appunto siamo ancora a urne aperte, quindi non possiamo, diciamo, parlare nel merito della questione, dico che è molto positivo il fatto che stia andando a votare tanta gente, perché evidentemente vuol dire che anche un tema spinoso come questo del referendum costituzionale sulla giustizia, che era molto tecnico, probabilmente i cittadini se ne sono occupati, lo hanno capito, stanno andando a votare. Io voglio ricordare che insomma noi come Lega abbiamo fatto una campagna referendaria massiccia che è durata un paio di mesi, con tanti incontri sui territori, gazebo, proprio perché sapendo quanto era importante questo argomento, ma anche quanto fosse difficile da capire, ci siamo impegnati giorno per giorno a spiegarne i contenuti. Dispiace che altri insomma abbiano fatto una campagna referendaria diversa, quindi buttandola in cacciara se non sull'insulto, e insomma vedremo tra poche ore, vedremo come andrà a finire, ma insomma l'affluenza alta è sempre un buon segnale, perché vuol dire che la gente partecipa. Questo decisamente. Senta, si è sottolineato appunto questa politicizzazione del referendum, cosa che invece è stata abbondantemente esclusa dalla Meloni e più in generale dal centrodestra. Ma per quale motivo quando si tratta di cose serie deve sempre finire in caciara o addirittura illudere la gente con l'idea che se vince il no il governo cade? Ma come si fa a raccontare balle del genere a 60 milioni di italiani? Me lo spiega? Perché io non l'ho capito. Io penso che quando si usano questi argomenti lo si faccia, potrei citargliene anche altri, però ripeto, siamo a urne aperte, quindi non si può parlare dei contenuti della riforma, ma in generale credo che quando qualcuno la butta in vacca, scusate il francesismo, lo faccia perché evidentemente ha pochi argomenti nel merito, mentre invece, come ho detto prima, noi abbiamo deciso come Lega di fare una campagna tutta improntata sul merito della riforma, spiegandone i contenuti, anche se ostici, anche se difficili, quando invece, ripeto, la si butta sulle falsità, la si butta in vacca o si butta sull'insulto, evidentemente perché nel merito c'è poco da dire. Ecco, a proposito di francesismo, grande vittoria nel sud della Francia da parte del Rassemblement National. Ci prepariamo a un 2027 col botto da quelle parti, secondo lei? Questo lo vedremo, nel senso che certamente il partito di Bardella e della Le Pen è dato in vantaggio in tutti i sondaggi, ha avuto questa ottima affermazione alle elezioni amministrative. Sappiamo che poi le elezioni presidenziali sono elezioni diverse, come anche le elezioni politiche in Francia, per il meccanismo di elezione che hanno, nel senso che è un meccanismo a doppio turno e quindi è un meccanismo che porta, anche se un partito è forte, è primo, vale sempre il gioco dell'esclusione, no? Nel momento in cui tutti gli altri si mettono d'accordo per non farlo vincere, non vince. Quindi il sistema elettorale francese è un sistema che ci rende difficile fare delle previsioni. Certo è che Macron ha deluso profondamente i francesi e cerca, diciamo, di darsi un ruolo sulla politica estera, perché in patria ormai non lo può più vedere nessuno. Cioè la situazione della Francia, anche dal punto di vista economico, è una situazione molto grave, hanno fatto un deficit molto più alto di quello dell'Italia fuori dai parametri europei, sono costretti a fare una riforma delle pensioni, che è quello poi che ha creato le varie crisi di governo, hanno un problema di sicurezza enorme con l'immigrazione clandestina e con gli immigrati di seconda e terza generazione, quindi insomma c'è molta ragione di scontento in Francia al netto della grandeur che dal punto di vista internazionale Macron vuole presentare. Quindi la voglia di cambiamento vediamo dove ci porterà, potrebbe portare una vittoria del Rassemblement National, però teniamo sempre in conto le cose che ho detto prima, che il sistema elettorale francese è un sistema che permette, diciamo, di mettersi tutti contro uno, ecco, al secondo turno, quindi lo vedremo. Bene, per finire, quali sono i temi, gli appuntamenti di questa settimana, onorevole? Beh, questa settimana certamente per noi della Lega il momento più importante sarà mercoledì alle 4:15 la commemorazione di Umberto Bossi, e poi dal punto di vista dei provvedimenti che voteremo c'è una mozione sulle liste d'attesa che forse verrà rinviata, però, e poi c'è un disegno di legge sul tema della Croce Rossa con una delega al governo per la riforma di questi corpi volontari.
c'è poi il disegno costituzionale di Roma Capitale, che abbiamo già discusso in commissione, dovrebbe arrivare in aula, e poi abbiamo delle ratifiche di accordi internazionali. Questo è il calendario. Molto bene, allora grazie e buon lavoro e buona settimana di nuovo. Grazie, un saluto a tutti. Di nuovo, sigla. Qui Parlamento. Oh, buona gente, 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliano, sì, le 9:13 minuti e 2 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa supplente di Semivarin. Vi voglio dire che alle 9:30 noi si chiude, dopodiché avremo la bellezza di, avremo il piacere di darvi ancora in onda il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, ma soprattutto manderemo la replica di ieri della trasmissione che abbiamo fatto per Umberto Bossi. Pronto, chi è là? Ciao, sono Diego di Milano. Chiedo scusa per l'anticamera fatta, ma vabbè, c'era Molinari. Prego, Diego. No, ieri ero a Pontida, permetto, con la camicia verde, no? E ovviamente ero di qua della Transenna, e ho notato che la vecchia Lega era tutta all'interno, a parte Speroni, a parte, come si chiama, Castelli, e fuori c'erano, diciamo, la vecchia Lega, e comunque non è stata così tremenda la contestazione. Qualcuno hanno tirato, anch'io ho detto Padania libera, queste cose qui, ma non è stata così, cioè insomma è stata enfatizzata molto dalla stampa, tanto per farci litigare sempre di più. Ecco, questo volevo dire. Vabbè, Diego, però Padania Libera non è una contestazione, alla fine è nel DNA della Lega, è un pezzo di storia della Lega. Però quando dicevano libertà, che rimane, cioè, voglio dire, purtroppo ieri si è chiuso un'epoca, cioè noi che eravamo sul Po, per noi è finito il sogno ieri, cioè, è da tanto tempo che il sogno è finito, lo sappiamo, però ieri si è chiuso completamente una pagina. E speriamo adesso di dare più spazio a Zaia, secondo me, che è la persona che viene amata da tutti. Ho visto sia i Veneti, i Lombardi, cioè non è una persona divisiva in questo momento, ecco, questo volevo dire. No, io ti ringrazio. Senti, ma l'ipotesi quella che faceva la stampa delle due leghe, quella del nord e quella del sud, secondo te ha senso? Ma secondo me sì, ha senso sì, perché al nord manca, il partito del nord manca, purtroppo lo si capisce. Secondo me già anche Bossi all'epoca aveva fatto qualcosa del genere, aveva tenuto la Lega Nord e poi era andato giù a cercare di prendere voti, ma poi non ce l'aveva fatta, cosa che è riuscita a Salvini, però togliendoli ha preso quasi più voti al sud all'inizio, diciamo, ma perdendoli qui a scapito della Meloni. Tra l'altro la Meloni è stata applaudita, io pensavo che l'avrebbero contestati i vecchi leghisti, invece è stata applaudita. Buono a sapersi. Allora, io ti ringrazio della tua telefonata e al piacere di risentirci presto. Vi saluto, grazie. Grazie, un abbraccio. Ho alcune zappe che sono arrivate nel mentre, ve le voglio leggere, ecco qua. Dunque, ecco. Ciao Antonino, professionale come sempre, un saluto. Marco di Agrate, grazie, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Poi, buongiorno signor Antonino, bentornato nella rassegna stampa, sto solo supplendo, Pina. A proposito del referendum, comunque ben trovata, a proposito del referendum, spero che la gente abbia valutato che se avesse votato per il no, sarebbe stato come votare per il PD, ma scherziamo? Ebbene, io credo che vista la situazione italiana creatasi, la gente voterà il sì, non calcolando nessun referendum, ma per cambiare quest'Italia di buonisti. Vedremo, saluti cari. Ancora, Pietro, basta dire Zaia o altri che hanno una certa età. Nuovo segretario, largo ai giovani, Toccalini, Crippa oppure una donna, perché no? Zaia, Federica, eccetera, ok per dare consigli. Matteo, no, chi è che qua non si firma? Buongiorno, mi spiace che tutti critichiamo Matteo Salvini,
Ma cosa volete che faccia? Alcuni fanno il nome di Federica, ma questo personaggio non è adatto a fare quello che ha fatto e sta facendo il grande Matteo Salvini, perciò aiutiamolo perché i voti possano aumentare e così il caro Matteo riesce a continuare il progetto che lui ha in mente. Leghisti, quello che c'è stato è solo passato, invece adesso guardiamo al futuro. Avanti Matteo. Mariella da Colico, buongiorno a te. Io non condivido l'ipotesi di federazione tra leghe varie. Le leghette si sono sempre formate per lotta di potere. I big o aspiranti tali si facciano un esame di coscienza e accettino il principio democratico governa chi ha più voti. I capi non sono tutti uguali. Bossi è stato unico, Maroni non era come Bossi, Salvini non era come i precedenti segretari. Cosa hanno fatto i contestatori? Hanno lavorato durante le cariche, ma spesso sono stati lontani dal partito, vergognosi. Chi si sente più leghista del segretario stia anche nelle sezioni e spieghi le sue idee. Non si fanno dichiarazioni critiche al Corriere o a Repubblica in campagne elettorali. Un segretario federale svolge un ruolo molto diverso e più difficile da chi ha un incarico istituzionale. Niente papocchi per avere più adesioni, ma chiarezza e condivisione di idee e di programmi. La nostra Mariella da Colico 0292947222, se volete essere dei nostri. Scusate, colpo di tosse, ahimè. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia. Come vedete noi le accogliamo e è vero, ve le leggiamo già che ci siamo. L'ANSA, 2 donne travolte uccise, arrestato 34enne alla guida ubriaco. Ancora, gli Stati Uniti, scontro tra un aereo e un mezzo sulla pista, 2 i morti, stop ai voli allo scalo La Guardia a New York. Nell'impatto tra un velivolo dell'Air Canada e un velivolo dell'aeroporto sarebbero deceduti pilota e copilota. Lo scrive la CNN. E poi un momentino, ecco, citando un funzionario delle forze dell'ordine, almeno 2 i feriti. Ancora la consultazione Italia al voto per il referendum, seggi aperti fino alle 15. Borse e mercati, il prezzo del petrolio sale ancora, WTI scambiato a $100,68, lo spread schizza in avvio a 99 punti. L'Iran non cede all'ultimatum, Trump si prepara al negoziato. Ancora Stati Uniti, Trump manda l'ICE negli aeroporti, guerra ai dem, il presidente in difficoltà riapre il fronte interno, agenti schierati per lo shutdown. Informativa PM, al vaglio carte sequestrate agli anarchici, si indaga sulla rete dei fiancheggiatori, Rai gravissima aggressione alla troupe TGR Lazio. Cosa dice l'ANSA? Parliamo degli anarchici, documenti sequestrati negli ambienti anarchici e dispositivi trovati nell'abitazione in cui Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone s'appoggiano nella capitale, finiscono sotto la lente della Digos. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la filiera che ha fornito l'esplosivo ai 2 anarchici morti nel crollo del casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. Si sta cercando inoltre di chiarire se stessero organizzando un'azione da soli o assieme ad altri. Una prima informativa è stata inviata in procura che ha aperto un fascicolo d'indagine coordinato dal pool antiterrorismo. Al vaglio in queste ore il materiale sequestrato durante le 5 perquisizioni effettuate l'altra notte a Roma. Non sarebbero carte riconducibili al piano che, secondo gli inquirenti, Mercogliano e Ardizzone intendevano mettere in atto, ma potrebbero fornire elementi su precedenti sabotaggi o eventuali nuove azioni. Ancora da chiarire perché i 2 avessero scelto quel casale e quando intendevano colpire. La pista più accreditata è che l'obiettivo fosse in zona e che con molta probabilità volessero entrare in azione a breve, magari anche quella notte. La bomba sarebbe stata realizzata infatti con fertilizzante, per questo considerata poco stabile per il trasporto. Tra i possibili punti di interesse anarchico nel quadrante sud-est della capitale si trovano anche uno snodo ferroviario dell'alta velocità e il polo tuscolano della polizia e una caserma dei carabinieri. Il tema principale sembrerebbe riconducibile a un rilancio della campagna per Alfredo Cospito in vista della scadenza a maggio del decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione al 41 bis. Sara e Sandro sono morti in azione, sono morti combattendo, hanno rivendicato ieri in un documento diffuso su un blog alcuni circoli anarchici. Intanto una troupe della TGR Lazio è stata aggredita al Quadraro, mentre nell'ambito di un servizio sulla galassia anarchica riprendeva alcuni stabili occupati.
La RAI in una nota ha espresso la più ferma condanna per la grave aggressione che ha causato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore a cui sono state prestate le cure in ospedale. A lui va la nostra piena solidarietà, viene sottolineata, e l'augurio di una pronta guarigione. Per Viale Mazzini si tratta di un fatto inaccettabile che colpisce non solo i professionisti coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati. Ogni forma di violenza nei confronti di giornalisti e operatori dell'informazione rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai principi democratici. Mentre l'esecutivo Usigrai, il coordinamento CDR-TGR e il CDR-TGR Lazio parlano di vile aggressione. Solidarietà anche dei parlamentari PD della Commissione di Vigilanza sulla RAI. Occorre condannare all'unanimità simili atti di violenza e vandalismo perché non appartengono alla nostra democrazia. Così l'ANSA, signore e signori, alle 9:23 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Il telefono è sempre aperto allo 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Simone è qui che vi attende e ci siamo. Chi c'è qui che mi scrive? Salvini non si tocca, io sto con Salvini sempre. Poi c'è un audio. Simone, mandalo, però io sto zitto, provo a sentirlo dal mio canale, allora, vai. Assolutamente, Matteo non si tocca, è lui il segretario e la sua linea va benissimo. Stupidi i contestatori di ieri che hanno reso un momento così profondo di solidarietà alla famiglia e in una contestazione veramente ridicola. Ed assolutamente no a 2/3 leghe che poi si ritrovano tutte sotto una stessa bandiera. Assolutamente no, la Lega è una, è la Lega per Matteo Salvini, punto. Patrizia Bergamo. Grazie Patrizia. Pierangela da Milano, io sto con Salvini. Abbiamo un altro audio, vai pure Simone. Ieri ho seguito il funerale di Umberto Bossi, comunque grave che ci siano state quelle contestazioni, no? Ecco, soprattutto contro Salvini che ha cercato di unire l'Italia da nord a sud. Io abito in Veneto e io sono per una politica della Lega da nord a sud, perché quando che esisteva Lega Nord praticamente raccoglieva anche pochi voti, perché non tutti appunto al nord con i problemi che loro volevano risolvere votavano Lega. Ok? Quindi io non vedo neanche Zaia, può dare degli ottimi consigli, ma non vedo Zaia perché un leader deve essere anche uno dinamico che si sposta, che va, che parla con la gente proprio. E io vedo Salvini che ha carisma ancora, e io se sono in Lega è grazie a Matteo Salvini. Comunque cerchiamo di rimanere uniti perché la sinistra e anche i nostri alleati godono vedere una Lega che che litiga, insomma. Ecco. Buona giornata, Anna Maria da Vicenza. Grazie cara Anna Maria, io non ho altro da aggiungere alle tue osservazioni. Signori, i partiti hanno la loro vita e si evolvono, cioè qualcuno la ritiene un'involuzione, qualcuno la vede un'evoluzione. Io so solo che veramente Salvini è riuscito in un'impresa politica, ma voi vi rendete conto che oggi la regione Calabria viene governata anche dalla Lega? Cioè, mettetevi un attimo nei miei panni. Se io 6 anni fa fossi entrato in un bar di Vibo Valencia, va bene? Se io fossi entrato dentro e avessi detto, ragazzi, guardate che di qui a poco ci sarà la sezione della Lega di Vibo Valencia e in più la Lega governerà la regione Calabria e avrà pure i suoi eletti dentro il consiglio regionale, mi avrebbero preso a scorze di limone. Cioè, riuscire a prendere un partito come la Lega, riuscire ad allargarlo a tutta l'Italia, se permettete, è un'operazione politica che bisogna avere la testa per riuscirla a fare. Quello che volete, mi dispiace, può piacervi, può non piacervi Salvini, però è riuscito in un'impresa che, voglio dire, non so altri al posto suo se ce l'avrebbero fatta. Non aggiungo altro. Bene, le 9
27 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Buona gente, andiamo verso la fine della nostra trasmissione. Felice che i leghisti stiano con Matteo, io pure, Carmen. Vediamo un po' se qualcuno... Abbiamo ancora il tempo per una telefonata. 0292947222. Intanto vi dico da Iran International che il Consiglio di difesa iraniano ha informato che 30 minuti fa che qualunque attacco sulle sue coste o isole porterebbe alla chiusura di tutte le rotte marittime sul Golfo Persico, dopo che Trump ha minacciato di colpire l'Iran se lo stretto di Hormuz non sarà riaperto entro 48 ore. Le 48 ore scadono alle 22:30 ora italiana. Le 22:30, quindi fra 14 ore, signore e signori. Qualunque tentativo di attaccare le coste iraniane o le isole porterà alla stesa di campi minati di tutte le rotte, è la dichiarazione del governo iraniano, di quei 4 pazzi fottuti degli Ayatollah, avvisando che questo porterebbe distruzione oltre lo stretto e chiuderebbe effettivamente tutto il Golfo Persico, scusate. Il Consiglio inoltre avvisa di vendette decisive e distruttive contro gli attacchi all'infrastruttura energetica e nucleare iraniana. L'unico modo perché le nazioni non ostili passino attraverso lo stretto di Hormuz è coordinarsi con l'Iran. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti avrebbero colpito e cancellato le centrali elettriche iraniane nel caso in cui Teheran non riaprisse lo stretto di Hormuz entro 48 ore, quindi entro le 22:30 di stasera, soprattutto facendo capire che c'è un rischio di un'escalation contro qualsiasi infrastruttura. Funzionari americani però stanno valutando delle opzioni su Kharg Island, secondo Axios, l'isola di Kharg appunto fuoriesce il 90% del greggio iraniano, viene esportato da lì, inclusa la possibile conquista nel caso in cui il commercio marittimo venisse bloccato. Vedremo che cosa succederà. Ultimo messaggio. Buongiorno, io c'ero ieri, sono stata intervistata, poi scopro che hanno mandato in onda su Studio Aperto le mie prime e le ultime 2 parole, ma il contenuto è stato totalmente tagliato. Ho parlato con uno di questi contestatori, sapete il pretesto contro Salvini qual è? Non aver barattato con i grillini il reddito di cittadinanza con l'autonomia. Io gli ho ricordato quanto lavoro immane aveva fatto Erika Stefani, ma nulla. Ho spiegato a loro che ora con Calderoli, che Dio ce lo lasci per molto e molto tempo, con pazienza e perseveranza riesce ad aprire un solco che non potrà essere chiuso. Ma questi non so cosa hanno nella testa. Con questo abbiamo 2 telefonate, ne prendiamo una sola perché è tardi. Pronto, chi è là? Sì, ciao. Sì, prego. Sono Ornella da Lecco. Oh, ben trovato Ornella. Ciao, buongiorno. Io vado un attimo sulla Boldrini, che a differenza sua io taccio, ecco, e ho detto tutto. Invece sulla Salis e su Lucano, la Salis e Lucano è molto eloquente per, secondo me, la vignetta di Osho. Attenti a dire mi casa tu casa, che questi vi prendono in parola. Ciao, buona giornata. Grazie, ultimissima telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Nicolò, ciao. Pronto, ciao. Tu sei Sammy 2. Siete veramente fantastici, in alto i cuori intanto. Io ho una forza, Bossi mi ha trasmesso una forza e vi dico a tutti quanti, non temete, andiamo avanti, la Lega bisogna portarla dappertutto, in alto i cuori, ma come capite il messaggio forte di libertà che c'è sotto, che ci ha consegnato? Di cosa abbiamo paura? Andiamo dappertutto! In Italia cambiamo l'Italia, cambiamo l'Europa, il mondo! Sarà un visionario, ma per me la Lega dà questo messaggio a tutti, in alto i cuori! Grazie Antonino! In alto i cuori! Ciao! Grazie.
grazie. Con questo chiudiamo adesso liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi a seguire la replica delle esequie di Umberto Bossi. Con noi ci ritroviamo alle 14.50, io, Giulio Cainarca, Carlo Cambi e altri ospiti per seguire i risultati del referendum. Grazie a tutti e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.